Ciao, Come ti chiami? Salvatore. Allora, Salvatore, di dove sei innanzitutto? Io sono del Rebera, però per adesso abito a Sciacca. A Sciacca. Quanti anni c'hai, Salvatore? Io ho 32, 32 anni. E tu naturalmente sei in cerca della donna ideale. Certo. Dell'anima gemella. certo. Ormai. Allora, Salvatore, che cos'è che ti attira di una donna a te? Che cos'è che vai guardando? La prima cosa, principale. Il corpo, Il corpo. Poi? Cioè devi essere sincero, noi qua siamo per parlare di sincerità, quindi se c'è una zona in particolare di una donna che a te ti attira, che vai guardando, cioè la prima cosa praticamente che tu, gli occhi si poggiano dove? Tu lo devi dire, che cos'è che ti attira la prima cosa? prima di tutto il corpo e anche E anche? il Vai. viso, deve essere anche bella. Deve essere bella. Però la prima cosa che guardi è il viso, cioè il corpo. Il corpo, Ti sì. interessa l'aspetto fisico? Certo. E poi naturalmente subentra il carattere, come tutti d'altronde. Sì, certo. Va bene. Da che età dobbiamo partire a cercarla? Tu hai 32 anni, quindi questa donna che età dovrebbe avere? Partiamo da una base per andare a finire al massimo. 29, Dai 29? anche alle 32, 33, Arrotondiamo a 35? a 35. Allora facciamo un'età dai 25 ai 35? Va bene, Allora, amiche telespettatrici, Salvatore è qua, ha 32 anni, viene da Sciacca, sta cercando una ragazza che parta dai 25 e arrivi massimo a 35 anni. Hai preferenza che sia bionda, bruna, non lo so, Ti piacciono le bionde, le brune? Hai qualche preferenza particolare per quanto riguarda gli occhi, non lo so, Mi piacciono con i capelli neri. Con i capelli neri, lunghi neri, Lisci. quindi deve essere una bella ragazza, Certo. Fisico come lo vuoi? La vuoi snella oppure va bene anche robustina? Anche un po' robustina. Quindi la carne ti piace? Sì, la carne mi piace. Tutta ossa non è buona? No. Va bene. Allora Salvatore, ripeto, sta cercando una donna dai 25 ai 35 anni che sia anche in carne, Salvatore l'accetta, ma che sia carina, che abbia capelli lunghi neri, gli occhi come li dovrebbe avere? Scuri, Scuri, ti piace? occhi marroni. Ti piace praticamente la tipica bellezza mediterranea? Certo. Salvatore è qui e sta praticamente cercando questa ragazza che non ha potuto trovare in tutti questi anni. Certo. Ascoltami Salvatore, tu lavori, che fai? Io sì. Lavori, c'hai la macchina? Sì. Ti puoi spostare, quindi se noi troviamo una ragazza diciamo, che non sia di Sciacca ma che sia da qualche altra parte, non so, Mazzara, Marsala, Trapani, tu sei in grado di andarla a trovare, sì, Subito, perché la macchina sì. ce l'hai. Certo, giusto? subito, logico. Sì. Perfetto. Allora, in questo momento ci sono le telespettatrici che stanno cercando di conoscerti. Ci vuoi parlare un po' di te? Ci vuoi dire magari che carattere hai, quali sono i tuoi lati positivi, quali sono quelli negativi? Parlaci un po' di te, esprimiti pure. Allora, io sono un tipo e sono molto geloso, Geloso, la prima cosa. Guai a chi la tocca, giusto? normale. Perfetto. Poi? Seconda cosa, che quando deve uscire con me si deve vestire bene. Esatto, quindi deve essere chic. Attenzione, amiche telespettatrici, occhio, vai. Lei non deve essere gelosa. Esatto, quindi tu geloso? Sì. Lei? No. Perfetto. Poi? Deve lavorare? Anche se non lavora. È lo stesso, È la lo mantieni stesso. tu. Anche la mattina. L'importante è che rispetti questi tuoi criteri che tu hai detto, giusto? Certo. Poi continua. Poi- I tuoi lati negativi, parlaci dei tuoi lati negativi. Poi di andare d'accordo, essere sinceri Sì. Poi? e farmi una vita con quella ragazza che conoscerò. Esatto. Tu che tipo sei? Ti arrabbi spesso? Io sono un po' nervoso. Un po' nervoso. Un po'. Quindi questa ragazza dovrebbe comportarsi bene per non farti arrabbiare, giusto? Un po' nervoso per gelosia. Per gelosia. Quindi se noi mettiamo da parte la gelosia e lei si comporta bene, tu sei tranquillo. Tranquillissimo. Altrimenti che cosa fai? Ti arrabbi, Mi arrabbio. Esatto, e succedono discussioni, cose Certo. onde evitare, Ma- giustamente uno dovrebbe evitare, giusto? Certo. Va bene, amiche telespettatrici, Salvatore è qua, ha 32 anni, viene da Sciacca e sta cercando la sua donna ideale, la sua anima gemella. Parliamo di una ragazza che parta dai 25 e arrivi massimo a 35 anni, se sia di Sciacca o no non ha importanza perché lui l'accetta da qualunque parte. In qualsiasi paese. In qualsiasi paese. In questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando e si stanno aspettando qualcosa da te. Vuoi dare qualche messaggio particolare guardando la telecamera? Sì. Mi raccomando, aspetto una vostra telefonata. Da Salvatore. Ciao. Perfetto, bellissimo messaggio. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Salvatore. Ciao ciao, chiamate. Oh yeah!